Questo servizio è offerto da Fare, servizi integrati per l'impresa. Cabaret e Beneficenza, un connubio riuscitissimo. Per i 40 anni dell'Associazione Polesani nel Mondo sono arrivati all'Endinara addirittura i fichi d'India, che hanno fatto ridere di gusto i molti spettatori accorsi in piazza nella serata del 25 giugno scorso. Il 6 maggio 1970 è stata istituita l'Associazione Polesani nel Mondo per raccogliere ed aiutare gli emigranti che dal Polesine andarono a cercare fortuna all'estero o nelle regioni che promettevano migliori condizioni lavorative. Il 19 giugno 2010, a 40 anni e qualche giorno di distanza, è stata inaugurata la Casa dei Polesani e dei Veneti nel Mondo, proprio in occasione del compleanno dell'associazione. Questa sera è una sera di gioia e allegria, ma contemporaneamente anche una serata di beneficenza. Che cos'è questa casa del Polesano e dei Veneti? È una casa nel Parco Delta, Porto Viro, contenente 20 posti letto, e questa casa accoglie noi poveri, ma quegli immigranti che vogliono visitare le loro terre di origine con pochi soldi. Vogliamo fare il mondo più vicino a Rovigo e a Venezia, perché è Polesano Veneto. Grande è stata anche l'emozione per gli organizzatori della serata. Buonasera a tutti, grazie. Io parlo per l'Associazione Polesani nel Mondo. Qui alla mia destra c'è la signora Monia Chinaglia, alla mia sinistra Viaro Alberto. Insieme e delegati dall'Associazione Polesani nel Mondo abbiamo dato vita a questa serata, una serata di cabaret con i fichi d'India. I fichi d'India perché? Perché fanno un cabaret da piazza, non volgare, un cabaret che piace ai ragazzi, che piace alle famiglie e che piace al pubblico a 360 gradi. Il devoluto della serata sarà dato in beneficenza appunto alla Casa del Polesano. Lo spettacolo dei fichi d'India è stato senza dubbio il grande evento dell'estate lendinarese, come sottolinea la presidente della Proloco Alda Marchetto. È un evento su cui abbiamo puntato molto. Spero che vada bene, che venga tanta gente. Abbiamo pensato di dare in dono ai fichi d'India 2 quadri, uno di Doriano Tosarelli, che è il direttore artistico di tanti eventi che abbiamo fatto all'Endinara, Festival dell'Arte 2 edizioni e il Mostra di Pittura Sacra quest'inverno. E l'altro quadro è di Barzon Mario, che è uno di quei pittori che dipinge con la bocca e con i piedi. Abbiamo fatto una mostra proprio a maggio di questi pittori e dimostrano una grande sensibilità, e siccome so che i fichi d'India, in particolar modo Bruno, si occupa di volontariato, penso che abbiamo fatto cosa gradita. La manifestazione è stata organizzata dall'Associazione Polesani nel Mondo in collaborazione con il Comune, con la Proloco di Lendinara e con le amministrazioni comunali di Bagnolo di Po e Porto Viro. Ciao Pianura News, buona estate, rimanete sempre qua con noi e ci vediamo presto, ciao! Alova, alova!